Assessora Elena Donazan, Alimenti in Salute è un nuovo bollino, un nuovo marchio, chiamiamolo così, ma dove lo troveremo? No, è un'attestazione di sistema. Significa che quei prodotti che avranno questa visibilità, sono quelli che hanno deciso di fare un percorso di sicurezza alimentare aumentato. Oltre al controllo normale, è un prerequisito, loro hanno deciso di controllarsi di più e meglio e lo fanno con l'aiuto della regione. Questi prodotti o questi produttori hanno deciso di fare un percorso di comunicazione diverso con i propri consumatori e oggi sigliamo l'accordo con la grande distribuzione che sarà una vetrina privilegiata. Abbiamo siglato un accordo con la grande distribuzione del Veneto perché su un paniere di 30 prodotti ci fosse l'impegno a tenere un prezzo fissato e scontato del 20%. Ci sarà quindi una spesa più leggera per le tasche ma più pesante da portare a casa. Parteciperanno aiutandoci a fare formazione anche con i propri tecnici specialisti, aiuteranno ricevendo quei prodotti che hanno deciso di fare lo sforzo in più, che è quello appunto di controllarsi meglio, di mettere in evidenza la bontà di alcuni processi che sono quelli che garantiscono maggiormente la sicurezza alimentare. I nostri consumatori hanno bisogno di sicurezza alimentare su tutto. Noi cerchiamo di fare in modo, con la formazione nelle scuole, con i medici, di comunicare meglio che alcuni alimenti fanno bene, sono prodotti qui, sono controllati dal Veneto. Ma ci sono prodotti che vanno dalla pasta ai funghi, a tutto l'ambito dell'ortofrutta prodotto in Veneto, con grandi cooperative che hanno deciso di autocontrollarsi di più e meglio. I nostri servizi veterinari, con un controllo capillare sul territorio, garantiscono appunto che il tema della sicurezza alimentare sia altissimo. Il Veneto ha questa qualità, quello di avere sempre controllato bene e meglio di altri i propri prodotti, le proprie trasformazioni. Ora serve mettere in comunicazione con i consumatori.